ciò che non vedo, realtà invisibile, che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Inizio, so che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo in realtà, e mi fa andare oltre insieme, non per ciò che vedo, no, per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede, no, per ciò che vedo, ma per ciò che credo. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. No, per ciò che vedo, ma per ciò che credo. Fisso lo sguardo e consumatore della mia fede. Fisso lo sguardo sull'autore, fisso lo sguardo sull'autore, fisso lo sguardo sull'autore e consumatore. Vediamo ancora una volta. Fissa l'eternità in me, Gesù, fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è la mia ricompensa, la mia ricompensa sei tu, Gesù. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa in me, fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore. Non per ciò che vedo, ma per ciò
che credo io. Fisso lo sguardo sull'auto e consumato della mia fede. Fisso lo sguardo sull'auto, fisso lo sguardo sull'auto, fisso lo sguardo sull'auto e consumato della mia fede. Noi celebriamo il tuo nome, Gesù. Noi adoriamo il tuo nome, Gesù. Applauda il Signore ancora più forte. Spirito Santo, tu sei degno di essere onorato, tu sei degno di essere lodato, Gesù. Spirito Santo, tu sei benvenuto in questo luogo. Noi oggi ci prostriamo alla tua presenza, noi ci prostriamo davanti al tuo altare, noi ci prostriamo davanti a te. Gesù, tu sei l'unico degno di essere adorato. Padre, noi siamo qui per adorare il tuo nome, Gesù. Padre, nel nome di Gesù, Senhor, que nossos sguardi hoje siano fissi in te, Gesù. Che i nostri sguardi siano fissi alla tua presenza. Che i nostri sguardi siano fissi a ciò che il Signore farà questa sera qui. Padre, muoviti in mezzo a noi. Lavora in mezzo a noi, guarisce vita, trasforma vita, restaura vita, Signore, per la potenza del tuo nome, Gesù. Noi fissiamo i nostri sguardi in te, noi fissiamo i nostri sguardi, Signore, all'autore e consumatore della nostra fede. Gesù, non ci lasciare distrarre, non ci lasciare guardare da una parte all'altra, non ci lasciare, Signore, che la nostra mente vada da una parte all'altra, Signore, e non percepisca la tua presenza. Spirito Santo, che noi possiamo, Signore, avere una adorazione stravagante, una adorazione di eccellenza al tuo nome, Gesù. Fissa l'eternità, Signore, in noi. Tutto è momentaneo qui, Gesù, ma la tua presenza, Gesù, è ciò che noi vogliamo, Signore, sentirla per sempre, Gesù. È ciò che noi vogliamo portare con noi, Gesù, per sempre. Oggi noi vogliamo gettare le nostre corone, noi vogliamo arrenderci alla tua presenza. Io vedo che seduto sta il grande Re di gloria, dal trono provenivano voci e tuoni, lo Spirito che copre la terra. Sul trono io vedo che seduto sta il grande Re di gloria, dal trono provenivano voci e tuoni, lo Spirito che copre la terra. Colui che era e che verrà. Santo, santo, santo è il Signore. Cantiamo colui che
getti le sue corone, udite la voce che dice, egli viene, che ogni vita si pieghi e getti le sue corone, udite la voce che dice, egli viene, i giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. Ancora una volta. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. Che ogni vita si pieghi e getti le sue corone, udite la voce che dice, egli viene, che ogni vita si pieghi e getti le sue corone, udite che dice, egli viene. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria, della tua gloria, e tutta la terra sarà piena della tua gloria. Presto io vedrò, presto io vedrò il Re di gloria, il Re di gloria. Presto io vedrò, dai tutti insieme, dai. Presto io vedrò il Re di gloria. Presto io vedrò, presto io vedrò Yeshua, oh, presto io vedrò, oh, presto io vedrò i giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena
Signore che regna su noi. Alleluia, al Signore che regna su Santo. Al Signore che regna su noi, noi dichiariamo al Signore che regna su noi. Santo. Alleluia, Santo, Santo, sei Signore, Dio grande, degno è l'Elohim, tu sei santo. Santo, sei Signore, Dio grande, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, degno è l'Elohim, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, degno è l'Elohim, tu sei santo, santo. Santo, 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 tutto il mio cuore, Yahweh, la mia canzone, Yahweh, hai tutto il mio Yahweh, la mia canzone.
Gesù, degno è il tuo nome sopra ogni altro, degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode, degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode, degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode, degno è il tuo nome. Si è esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Si è esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Si è esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Si è esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno. Dichiara: si è esaltato, si è esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Si è esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Nome sopra ogni altro. Sei tu, Gesù. Degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno, degno è il tuo nome, nome sopra ogni altro nome. Degno è il tuo nome, perché degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno, 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 degno è il tuo nome.
davanti al tuo trono. Che getti le sue corone, gloria, gloria, gloria. Che getti le sue corone, gloria, 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 gloria. Sia a te l'Eterno. Spirito Santo, Che getti le sue il Re di gloria, presto io venga, 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 il Re di gloria, presto io venga. Aleluias. Grazie Gesù per la tua presenza, grazie Gesù per questo tempo che noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo e continueremo a vivere davanti a te, Signore. Tua presenza, Signore, è ciò che ci incontra, la tua presenza è ciò che ci riempie i nostri cuori, la tua presenza è ciò che è capace di trasformare, Signore. Padre, che i nostri occhi siano fissi su di te, Signore. Colui che merita il nostro onore, la nostra gloria, la nostra adorazione, Gesù. Hoje noi ci arrendiamo davanti a te, Signore. Ci despiamo, Signore, da ogni cosa, Signore, che possiamo prendere per noi, Gesù. Tutto è tuo, Gesù. La gloria è tua, l'onore è tuo, Gesù. Solo tu sei degno, Gesù. Solo tu sei degno, Gesù. Solo tu sei degno, solo tu sei degno. Solo tu sei degno, Gesù. Solo tu sei degno, Gesù. Ti adoriamo, Gesù.
momenti che non so cosa dire, applauda il Signore o faccia qualcosa o salti. Sembra di rompere qualcosa che... Non vorrei essere insensibili a ciò che Dio sta facendo, ciò che Dio farà ancora. Se potete accendere le luci. No, prima possiamo mettere il video del pastore così rompiamo un po'. C'è un video del pastore, il pastore oggi non è qua. Hello B-Church, come state? Mi dispiace tanto che ancora una volta, un'altra settimana non posso essere lì insieme a voi, ma sono anche sicuro che state rendendo il miglior culto, il miglior adorarti a Dio che possiate fare. Il nostro culto a Dio, la nostra adorazione a Dio non dipende dalla presenza del pastore o dalla presenza ai piedi della croce, ai piedi del nostro Signore Gesù, e per questo motivo il vostro culto sono certo che sarà la migliore adorazione che oggi la nostra Chiesa possa offrire al nostro Signore Gesù. Che Dio vi benedica, che possiate avere un culto benedetto, un culto di trasformazione, un culto di restaurazione, di rinnovo, un culto di miracoli, di sovrannaturale, come sono sicuro che sarà, perché dove c'è l'agire del nostro Signore, lì si manifesta il suo sovrannaturale. Che Dio allora vi benedica questo adorarti, lasciate il vostro cuore aperto a tutto ciò che il Signore Gesù e il suo Spirito vogliono fare e ministrare a ognuno di voi questa sera. Pace a tutti, una buona serata, un buon culto nel nome di Gesù. Alleluia. Potete accendere la luce adesso. Lui è a Napoli a mangiare la pizza senza di me. È andato lì per un incontro di pastori. Anche questo è crescita dell'opera del Signore. E gli dispiaceva tanto non essere qua, ma lui sa che la presenza di Dio non dipende da lui. Quindi lui è andato lì perché Dio vuole così. Amen? Settimana scorsa siamo stati via e Dio ha fatto grandi cose, piano piano ne racconteremo. Dio ha fatto molto di più di quello che noi pensiamo. Noi siamo andati così senza decidere prima, siamo andati decidendo all'ultimo, ma un giorno Dio ha dato una parola a noi che noi dovevamo essere dipendenti da Lui. E noi siamo partiti in questo viaggio totalmente nella dipendenza di Dio. E Dio ha fatto cose grandiose, meravigliose. A un certo punto ci stavano trattando così bene che noi pensavamo che saremmo diventati un sacrificio lì, perché sai la storia di João e Maria? Come si chiama in italiano João e Maria? Quella della casetta dei dolci, sai? Che gli danno da mangiare tutti i dolci e poi lo sacrificano. Anzi era Greta. Sì, a un certo punto, perché ci stavano trattando così bene, io ho detto, Dio, ma cosa sta succedendo qua? Non capivamo, ma noi sappiamo che Dio fa queste cose. Dio era davanti a noi nel nostro percorso, Dio ha aperto porte che mai avremmo immaginato nella nostra vita. Siamo stati serviti da persone che mai avremmo immaginato nella nostra vita, ma Dio non guarda quanto la persona è famosa, quanto la persona è ricca, quanto la persona ha di follower. Dio guarda un cuore per il regno di Dio. Amen? E io credo che questa chiesa, è una delle cose che è stato detto lì in questa riunione, è che questa chiesa è una chiesa che guarda il regno di Dio. E questa è la cosa più bella che possono dire di una chiesa. Che questa chiesa guarda il regno di Dio, che fa tutto per il regno di Dio. Quindi voi fate parte di questa chiesa, fate parte di questa storia, fate parte di quello che stiamo scrivendo in questo tempo qua. Amen? Fate un applauso per voi stessi. Adesso farò gli avvisi, non sono molto brava a fare avvisi. Naomi, fai un fondo così, un fondo profetico così.
Allora, mercoledì non avremo il nostro Be Brave. Molto più forte. Perché mercoledì serve la chiesa, perché viene il pastore Paolo, che lui farà un incontro per i leader in casa qua, e quindi lui sarà qua martedì e mercoledì, martedì alcuni dei leader non riuscivano a venire, e quindi abbiamo messo mercoledì perché abbiamo bisogno di questo tempo, di questo momento di crescita. La chiesa sta crescendo e abbiamo bisogno anche di crescere un spirito forte dentro di noi, quindi una parola di incentivo, una parola di proseguire, quindi abbiamo bisogno di questo tempo. Quindi mercoledì di solito facciamo il terzo mercoledì del mese, questa settimana non si farà. Amen? Prossimo. Rifugio. Allora, ho appena messo il link nel gruppo, un minuto dopo 2 persone si erano iscritte. Io pensavo di avermi iscritto da sola, senza sapere, anche Enrico. Ho detto, ma cosa succede? Ma c'erano 2 persone che avevano paura di non avere il posto. Abbiamo 42 posti per il nostro rifugio. Sarà dal 23 al 25 ottobre. Sarà là in Lumini, sapete dov'è? Nella casa lì. Ho cercato di prendere un altro numero per aprire altre persone, perché ci sono altre persone che non sono della nostra chiesa che vogliono partecipare. Però se tutte le donne della nostra chiesa vogliono partecipare non c'è posto. Quindi abbiamo solo 42 posti e sono 3 giorni lì con posto per dormire, cibo, una parola di benedizione, un momento di adorazione, un momento di preghiera. Questo anno il prezzo è 75 euro, dovete pagarlo fino al 10 più o meno di ottobre. Quando c'è l'iscrizione vedete alla fine che c'è tutte le informazioni. Se non riuscite a fare bonifico potete pagare alla sorella. Alzati Vanessa, alzati Vanessa, la sorella Vanessa che sta apprendendo. Quindi abbiamo 42 posti, più di questo non abbiamo. Se tu vuoi partecipare e stare con noi, penso che è un tempo che tutti noi abbiamo bisogno di vivere e di restare. Io non vedo l'ora di salire perché è qualcosa che mi rinnova il mio cuore, mi rinnova le mie forze, lascio lì tutta la pesantezza e torno rinnovata nella presenza del Signore. Amen? Amen? Solo loro 2. Indovinate chi sono state le loro 2 che si hanno iscritte per prima? Perché, sai cos'è? Io ho detto a una persona che non è qui questa sera che quest'anno, prima avrei detto alle persone sposate, alle donne più che hanno figli, e poi se rimanesse del tempo avrei lasciato le giovani iscriversi. Loro, sapendo di questo, un minuto dopo si sono iscritti e pagato, e hanno detto, vedremo se la pastora ha il coraggio di dirci di no. Però adesso non posso più dire di no, è vero? Dobbiamo portare questa fame, questa sete lì nella montagna con noi. B-Mission, chi vuoi correre? Sta arrivando il giorno e ogni giorno di più ho più paura. Perché l'ho detto che avrei fatto. Come faccio a dire di no adesso? Però io adesso cercherò di allenarmi. Il pastore si sta allenando 7 chilometri al giorno, veramente. Chi si è iscritto? Siamo 22 più o meno iscritti lì. Alza la mano. Fabio, alza la mano. A tua mamma è la direttrice di missione, non puoi? Anche tu, Sandra, la direttrice di missione deve andare. Là, chi altro vai a correre? A Ingrid, anche la Ingrid si è iscritta. Allora 2 lì, Sonia, anche là. Bene, facciamo così che da adesso in poi, da lunedì in poi, cominciamo ad allenarci e mettere lì quanto abbiamo fatto la giornata. Amen? Alla fine della giornata ho fatto 5 chilometri, ho fatto 500 metri. Alla fine della giornata mettiamo lì davanti così le persone vedono che noi stiamo allenando e che riusciamo a fare. Amen? È finito gli avvisi, vero?
la Rosi ha detto che alla fine del culto teatro e danza, lei vuole parlare con tutti in una piccola riunione per la nostra cantata di Natale, il nostro teatro di fine anno. Dopo il culto tutte le persone del teatro e della danza nella sala del pastore qua. Amen? Preghiamo in questo momento per le decime e per le offerte. Adesso chiamerò qualcuno per pregare per le decime e per l'offerta. Vediamo. Pastor, pode vir orar para a gente pelas as ofertas e os dízimos, por favor? Esse é o pastor, pai do nosso irmão Paulo. Não. O pai da Diel. É como filho também, né, irmão? Ele vai orar para nossos dízimos e ofertas. Amém? Paz para todos. Oremos, querido Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graça nesse momento, por essa oportunidade que temos de exaltar o Teu nome com as nossas contribuições. Pai, vem abençoar o Teu povo, os Teus filhos, que ofertam, trazendo sustento para a Tua casa, Pai. Que o Senhor possa prosperá-los, abrir as portas, Senhor, celestiais sobre a vida deles. Meu Deus, vem abençoar de sobremaneira, de forma sobrenatural, a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, fazendo eles crescerem, para que possam ter mais e mais, para que possam contribuir e o Teu nome ser glorificado neste lugar. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, retribuindo com saúde, meu Pai, dando a paz tão necessária na casa, na vida de cada um, guardando eles, Senhor, nas jornadas, nos trabalhos e operando, Senhor, as Tuas maravilhas. Pai Santo, se agrade nesta noite ao estender das mãos de cada um dos Teus filhos, e que haja, meu Deus, a Tua bênção sobre a vida do Teu povo. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Ricordatevi che là in fondo ci sono le buste delle decime, delle offerte. Chi vuoi dare la decima o l'offerta coi posti, la nostra missionaria Katia. Chi vuole dare la permissione, c'è là la busta là in fondo. Amen?
Quando guardo allo specchio, mi chiedo, chi è questa persona che sto vedendo? La vita di tutti va avanti, ma la mia sembra che sia congelata. Ogni volta che qualcuno mi aiuta mi sembra che sto infastidendo la sua vita. Perché pianificare il futuro se non riesco neanche a gestire il mio presente? Sono in una sala piena, ma anche così mi sento sola. Sento dolori che nessuno vede e non riesco a spiegarmi da dove vengano. Come posso chiedere aiuto se il problema sono io stessa? Che differenza fa tra lo stare qua o no? Il mondo sarebbe uguale. Guardo foto antiche e non riconosco quella persona felice che sono stata. Quando mi dicono che si importano della mia situazione, io mi metto a pensare quanto tempo ci vorrà prima che si arrendano con me. Ho paura di raccontare come mi sento. Come posso chiedere a qualcuno che mi ami se neanche io mi riesco a sopportare? Io vorrei solo che qualcuno mi vedesse dentro, senza che io mi dovessi spiegare.